Buongiorno a tutti. Questa mattina siamo a Ghedi e davanti a noi c'è questo lago. Lo vedete? Questo è un lago, o meglio lo era perché si è prosciugato. Voi mi direte, si è prosciugato e quindi nel 2012, quando è iniziato con una forte siccità a prosciugarsi, anche se all'epoca non completamente, sono affiorati dei bunker che prima erano sommersi, almeno in parte. Eccoci qua, questi sono i bunker sommersi, che erano sommersi. Qui c'era il lago, non so, posso fare una teoria, 3 metri d'altezza, 4 metri di acqua circa. Ecco, quando ha iniziato a prosciugarsi, hanno iniziato a vedere, già il cemento comunque sporgeva sicuramente, hanno iniziato a vedere degli ingressi che prima erano nascosti, erano celati dall'acqua, e hanno scoperto, quindi nel 2012, che questo non è un bunker normalissimo, o un bunker come tanti altri. Questo era un bunker costruito per una postazione di missili V1. I missili V1 tedeschi erano i primi missili della storia. Erano un esperimento. Da lì poi si è arrivati ai missili balistici. Non vorrei dire cretinati, mi viene in mente gli SS-20, li sentivo al telegiornale durante la guerra fredda. Ecco qua, guardate che roba. Allora, cosa è successo? Intorno al 43-44 sono iniziati i lavori per questa base, perché qui siamo vicini alla linea gotica e nel caso la linea gotica fosse stata sfondata, da qui potevano partire i missili per tenere gli alleati lontani dal nord Italia e quindi di conseguenza anche dall'Europa e dalla Germania. Ed è così praticamente che poi, quando la linea gotica è stata sfondata, gli alleati sono venuti su per conquistare il nord Italia e i tedeschi, come hanno fatto con tutto quello che avevano fatto e costruito, hanno fatto saltare in aria la postazione. Guardate, no, questo è un sasso, sembrava metallo arrugginito, come non detto. Comunque la postazione poi è rimasta nascosta da questo lago. Questo lago si è riempito d'acqua, nessuno se n'era accorto, poi nel 2012 è stata fatta questa scoperta, quindi relativamente recente. Appena ho saputo di questa storia mi sono documentato bene e mi sono fiondato, perché onestamente una base lancio di missili V1 in Italia non sapevo ci fosse. Ci sono tante cose che non sappiamo di ogni genere, non è che posso sapere né io né molti altri quali sono gli utilizzi o per cosa sono nate alcune basi, alcune caserme, perché sono passati anni, decenni, per quelle più vecchie secoli. Però questa è una storia molto particolare. Infatti ci sono le foto con il lago su Maps e io, quando ho iniziato a cercare questo posto, avevo grosse difficoltà a trovare il posto, perché ho detto, questo ci assomiglia, ma non c'è il lago. Che fine ha fatto il lago? Poi appunto, quando ho letto che nel 2012 si stava asciugando,
E allora ho detto, eccolo qua, è asciugato del tutto, evidentemente. Se voi andate su Maps, incredibilmente, troverete ancora una piccola pozzanghera sulla parte in fondo, di là, prima dei campi, perché c'è ancora una piccola pozzanghera, ma troverete solo quella, perché ormai... e comunque la troverete solo in internet, perché io qui dal vivo non ho visto niente. Probabilmente Maps, le mappe di Maps che sono caricate in questo momento hanno 3-4 anni, quindi 3-4 anni fa c'era ancora, adesso non c'è più, c'è ancora un po' d'acqua. Adesso, come potete vedere, ci sono gli alberi, e se guardate questi alberi che sono cresciuti sul fondo del vecchio lago devono come minimo, come massimo, avere 8-10 anni esattamente. Allora, vediamo di avvicinarci alla struttura. Allora, premesso che purtroppo non c'è molto da vedere, però sperando di non cadere dentro un buco vorrei avvicinarmi. Eccola qui. Pensate, qui c'era un lago che copriva completamente gli ingressi. E questa è la storia. Poi gli ingressi ho visto che sono coperti di terra, non so se sia terra franata oppure si sia voluto chiuderli. Comunque io direi che da Ghedi è tutto. Noi qui siamo a Ghedi, siamo tra l'aeroporto di Ghedi militare e l'aeroporto di Montichiari civile. E nelle ultime settimane bazzico questa zona molto e sono riuscito a entrare quasi dappertutto, anzi direi praticamente dappertutto. Con questa affascinante storia, perché è veramente affascinante e particolare, io vi saluto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Purtroppo, come avete visto, per quanto il lago si sia ritirato, non è che c'è da vedere chissà cosa, però è una storia molto intrigante. E quanti di voi sapevano che c'era una postazione V1 in Italia? Non molti, credo, come non lo sapevo io fino a circa un anno fa. Io devo ringraziare ancora Roberto anche per le informazioni ricevute qui, ma devo ringraziare anche Enzo, perché Enzo un anno fa mi ha messo la pulce nell'orecchio. Poi quando Roberto mi ha scritto ho voluto approfondire, e tra le informazioni di Enzo, che mi ha portato ad avere curiosità, e tutte le informazioni importantissime che mi ha dato Roberto su come arrivarci, e niente, siamo qui. Ripeto, purtroppo non c'è rimasto molto, i tedeschi hanno fatto saltare tutto. Io credo che sotto il lago, sotto queste frasche, credo ci sia qualche manufatto, qualcosa, però è impossibile camminarci. La vegetazione è veramente pazzesca. Cioè, sarebbe stato bello venire qui quando il lago era appena prosciugato, non per venire a pescare i pesci che poveracci erano rimasti senza acqua, ma proprio perché qui non c'era, non dico un filo d'erba, ma era ovviamente il fondo del lago era deserto, e quindi chissà cosa c'era da vedere. Magari c'erano delle altre costruzioni in cemento armato, perché se era una postazione di V1 da qualche parte dovrebbero esserci le rampe. Le rampe le hanno fatte saltare, però i basamenti in cemento mi pare di aver capito che da qualche parte erano, ma è così la situazione. Comunque, bando alle ciance, io spero che il video vi sia piaciuto.
vi chiedo di mettere mi piace al video, vi chiedo come sempre di iscrivervi al mio canale. Vi ringrazio, siete tantissimi, come Roberto, come Enzo, siete in tanti che mi contattate, che mi telefonate, che mi scrivete sia su YouTube che su Facebook. Contattatemi come volete, via email, trovate tutti i miei contatti sulla copertina di YouTube. Sulla copertina di YouTube trovate tutti i miei contatti. Facebook, Twitter, Instagram. Io comunque sono molto attivo su Facebook, gestisco anche dei gruppi Urbex, come Caserme Abbandonate, la cito qui già che ci sono, e quindi vi ringrazio. Contattatemi se avete dei consigli, se volete che visiti una caserma, una base nella vostra zona, e se volete venire con me a vostro rischio e pericolo, siete benvenuti. Buona giornata a tutti da Baffone, da Ghedi. Buongiorno a tutti. Anche qui siamo a Ghedi, come nella visita precedente del bunker V1. Bunker V1 ovviamente si parlava di missili, quindi gestiti dalla Luftwaffe che di conseguenza aveva una pista qui nei dintorni e noi ci troviamo sopra alla pista. Eccola qui, assomiglia molto a quella di Mortegliano che ho fatto alcuni mesi fa. Questa è la pista Luftwaffe. Prosegue qui avanti dritta. Adesso qui è chiuso, noi entriamo un attimo, giusto qualche metro. La pista prosegue qui dritta e poi in fondo fa una curva a sinistra, sarà lunga circa 1 chilometro, 1,5 chilometri. E questa era la pista Luftwaffe, che sicuramente era con utilizzo collegata all'area lancio V1. Molti non sanno questa storia, che è una storia, per carità, relativa, però quanta gente passa qui vicino, vede questa strada e dice che strada strana, oppure chi è che prende questa strada, cosa fanno? In realtà non è una strada, è una pista. Era una pista. Qui atterravano e decollavano gli aerei tedeschi, come ad esempio gli Stuka. Probabilmente arrivavano anche degli aerei comunque più grossi, perché tenete presente che dovevano portare i materiali, ovviamente, che componevano i missili che venivano prodotti in Germania. Questa è la storia brevissima di questa pista, o meglio la storia. 4 parole è quello che si può dire, perché sicuramente ci sarà anche una storia dietro, però vi dico, questo è quello che si può vedere. Una volta si poteva arrivare fino in fondo, adesso c'è il cancello, io non vado oltre il cancello, sono andato un attimo, ma giusto per far vedere appunto quanto è grande la pista, e continua lì avanti dritto e poi si gira a sinistra e fa una curva a sinistra di circa 45 gradi, cioè di 45 gradi, sì, una curva di 45 gradi, una leggera curva a sinistra, e dopo termina. E qui ci troviamo in mezzo tra gli aeroporti di Ghedi, che è all'incirca in questa zona qui, e da quest'altra parte invece c'è l'aeroporto di Montichiari. Spero che questa piccola ma breve storia vi sia interessata, storia legata ovviamente, come dicevo, all'area lancio V1. Io vi saluto e vi auguro buona giornata.